Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro hanno vissuto una mattinata che resterà impressa nel loro percorso di crescita alla fattoria didattica Vassallo Allicata, un centro specializzato in onoterapia riconosciuto dall'assessorato alla salute della regione Sicilia. Una mattinata iniziata con l'accoglienza, la protezione, la sicurezza, l'affidabilità di un amico speciale, l'asino. Inserita nell'ambito del progetto Nessuno Escluso, organizzato nell'ambito del progetto Nessuno Escluso con l'associazione Humus e finanziata dal PSR Sicilia, assessorato regionale agricoltura, sviluppo e pesca. Nessuno escluso è il frutto di un progetto di inclusione sociale che ha coinvolto diverse realtà territoriali, dalle aziende agricole alle cooperative sociali fino alle istituzioni scolastiche, tutte accomunate da un obiettivo comune: porre l'attenzione sui soggetti più fragili della società e promuovere azioni concrete e di inclusione sociale. Per quel che riguarda l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, la scuola che io dirigo, gli interventi sono stati pensati, programmati e realizzati per i minori con bisogni educativi speciali, per coinvolgerli attivamente in esperienze anche esterne all'ambiente scolastico, allo scopo di valorizzare l'integrazione di ogni singolo alunno, a cominciare dal gruppo classe opportunamente coinvolto, per rappresentare alla microcomunità scolastica che è la classe la disabilità senza stereotipi e nelle sue molteplici sfaccettature, per promuovere la concezione della diversità come risorsa per tutto il genere umano. In particolare, due azioni del progetto Nessuno Escluso sono state rivolte agli alunni del nostro istituto, entrambe finalizzate a sviluppare, con uno sforzo collettivo dei pari e del team dei docenti, nei bambini disabili il senso di autostima, la capacità di relazione con gli altri, il rispetto per la natura. Il primo progetto ruota attorno alla pet therapy. Gli alunni disabili e normodotati, ma anche i genitori coinvolti, hanno risposto con grande entusiasmo all'esperienza. Il progetto Amico Asino ha come scopo principale quello di incrementare l'autostima nei ragazzi che aderiscono al progetto e anche di potenziare e incrementare delle abilità. Naturalmente tutto questo viene fatto seguendo un approccio molto graduale. Inizialmente, infatti, attraverso la presentazione di immagini, di video, dove ai ragazzi è possibile anche valutare l'impatto sia fisico che emotivo a poi la visione dell'animale dal vivo. E poi nel momento in cui si è arrivati qui in fattoria, anche qui si è stato messo in atto un approccio più graduale, inizialmente osservando l'animale da dietro il recinto e poi attraverso delle carezze, utilizzare le striglie, dargli da mangiare. Questo rappresenta anche un aspetto positivo per non soltanto l'integrazione ma anche la socializzazione. La nostra azienda fa parte di questo progetto sotto misura dell'onoterapia. L'onoterapia è una terapia per ragazzi con disabilità che si svolge appunto con gli asini. Gli asini naturalmente sono un animale che stimola immediatamente curiosità e simpatia per due caratteristiche fondamentali. La prima è quella che è un animale docile di natura e non ha bisogno di essere domato. La seconda è quella della sproporzione della testa rispetto al proprio corpo. Possiamo vedere questa caratteristica, questa sproporzione, queste orecchie grandi, gli occhi molto grandi anche rispetto alla testa, rendono subito simpatico l'animale e le persone, gli utenti sono naturalmente predisposti a toccarlo e giocare con lui. L'asino, oggi cosa faremo? Avremo un primo contatto con l'asino, quindi i ragazzi lo vedranno inizialmente da lontano, successivamente si avvicineranno, lo spazzoleranno, lo accudiranno, gli daranno da mangiare e alla fine, se vorranno, potranno fare un giro sopra la groppa. Cosa si va a stimolare con questi piccoli contatti, queste piccole attività con l'asino? Si va a stimolare innanzitutto l'autostima del ragazzo, si crea un'empatia tra animale e ragazzo e successivamente si sviluppa anche quel rispetto che meritano tutti gli animali, in particolare questo animale così docile e così buono nei nostri confronti. Veramente meravigliosa, è un'esperienza bellissima, è stupenda e lei comunque essendo non vedente ha toccato tutti gli animali, che è un'esperienza che comunque fa crescere
e impara molto anche con gli altri sensi. Si è divertita, si sta divertendo, io pure, insieme a tutti gli altri bambini, e quindi ritorneremo sicuramente. È stata bellissima, abbiamo toccato i conigli, abbiamo visto il pavone, le anatre, poi abbiamo pure toccato la capretta e poi pure l'asino. Guarda, è calda perché dentro c'è il latte, hai sentito la...